5 le vittime nel Veneto per coronavirus, 3 quelle registrate nella Marca trevigiana, 2 in più dopo la 76enne di Paese. Coronavirus, terzo morto in Veneto per il governatore Zaia, il trend del contagio è sostenibile, non esponenziale, pronto il piano per aumentare i posti nelle terapie intensive. Scuole chiuse, al via l'attività didattica online, abbiamo assistito alla video lezione di storia dell'arte e disegno di una professoressa del Duca degli Abruzzi. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso sospende le udienze da domani fino al 14 marzo, così il Tribunale si ferma, dobbiamo tutelare la salute degli utenti. Contro il contagio, provvedimenti drastici confermati anche nelle parrocchie, viviamo questa situazione con dolore, ha detto ai nostri microfoni il Vescovo Tommasi. Viviamo questa situazione con dolore, ha detto ai nostri microfoni il Vescovo di Treviso Tommasi. Boato sveglia nella notte i cittadini di Resana, ha fatto esplodere il postamat dell'ufficio postale, ma l'allarme mette in fuga i malviventi che scappano a mani vuote. Pioggia nelle valli, neve abbondante oltre i 1000 metri, disagi nel Bellunese per l'ondata di maltempo, chiusi gli impianti di risalita a Cortina, stato di attenzione per il rischio valanghe. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi, rigorosamente in diretta, questa è l'informazione di Antena 3, edizione trevigiana dei nostri notiziari. In apertura, come avete sentito nei nostri titoli, vi diamo l'aggiornamento del bollettino appena diramato e divulgato dall'azienda Zero. Ci sono 2 nuovi morti, i decessi dunque per coronavirus salgono a 5. I 2 nuovi decessi sono stati registrati non per Covid-19 ma in pazienti anziani con Covid-19. Si tratta di una donna di 97 anni e di un uomo di 83 anni, entrambi con pluripatologie. Questo è quello che ovviamente si legge nel bollettino. Vedete intanto nella grafica lo schema che è stato appunto diramato. I decessi sono 5, abbiamo un deceduto presso l'azienda ospedaliera di Padova, ce ne sono 3 all'ospedale di Treviso, 1 all'ospedale di Mestre, dunque siamo arrivati a quota 5. L'aggiornamento è legato proprio ai decessi nella Marca trevigiana, tutta la casistica riportata, quindi 2 che vi abbiamo appena nominato, incluso un paziente ricoverato in terapia intensiva che è un 47enne le cui condizioni sono state definite discrete dai medici del Caffoncello. Dicevamo, tutta la casistica afferisce al focolaio infettivo del reparto di geriatria. Dunque lo ricordiamo, lo ripetiamo ancora una volta, una donna di 97 anni è mancata, un uomo di 83 anni, entrambi con pluripatologie. Gli 11 nuovi positivi registrati dal focolaio trevigiano sono riferiti a 4 pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive e a 7 persone collocate in isolamento territoriale. Questo dunque l'aggiornamento, il bollettino è arrivato davvero pochi minuti fa. Adesso la parola va al governatore del Veneto Luca Zaia, potenziare la terapia intensiva, questo è l'obiettivo. Sentiamo. Il presidente Zaia ha annunciato l'aumento dei posti di terapia intensiva in Veneto. Un programma c'è già ribadito e sarà presentato a breve pubblicamente in maniera visibile a tutti. Abbiamo 464 postazioni già in essere, parte delle quali ovviamente occupate anche per l'attività ordinaria, cioè il trapianto piuttosto che particolari patologie. Dall'altro abbiamo un progetto di incremento importante dei posti di terapia intensiva, lo facciamo dal punto di vista prudenziale, non è detto e spero che non si utilizzeranno mai, però è giusto, come deve essere fatto, prepararsi al tutto. Da subito ci siamo attivati, la verità è che sul mercato poi il tema dei macchinari è un tema che langue, nel senso che non c'è poi tutta questa disponibilità, come è accaduto con la partita delle mascherine e quant'altro. Zaia ha anche annunciato il lavoro che sta svolgendo insieme ai governatori di Lombardia ed Emilia Romagna a sostegno dell'economia. Stiamo redigendo un progetto di richieste comuni che verrà presentato domani alle 16 al Presidente del Consiglio. Saremo in collegamento io e il collega Fontana e probabilmente anche Bonaccini, adesso non lo so con chiarezza, ma comunque avremo domani alle 16 l'incontro con il Presidente del Consiglio. Ecco, ci possono essere delle anticipazioni, qualcosa riguardo a queste richieste comuni? Guardi, anticipazioni, noi chiediamo da un lato misure straordinarie per le imprese, per il mercato e per tutto quello che sta accadendo, e dall'altro la necessità ovviamente anche di
avere investimenti importanti sul fronte anche dei mercati internazionali. E nel fronteggiare gli aspetti sanitari ed economici conseguenti anche alle misure messe in campo per fronteggiare il coronavirus, il Presidente ribadisce: dobbiamo guardare in faccia alla realtà, è un virus, lo stiamo affrontando, dobbiamo diminuire il contagio semplicemente utilizzando delle regole, diciamo, che sono ormai note a tutti, che sono quelle di non andare in luoghi affollati, che sono quelle di mantenere la distanza di almeno 1 metro nel parlare con le persone, e che sono anche la volontà ovviamente di seguire tutte le indicazioni che abbiamo avuto, tipo quelle igieniche, di lavarsi spesso le mani o di starnutire utilizzando il gomito e quindi il braccio e molto altro ancora. Ancora una notizia arrivata in redazione davvero da pochi minuti, riguarda il Tribunale, perché l'emergenza coronavirus ferma anche le udienze presso il Tribunale di Treviso, le udienze civili e penali della circoscrizione del Tribunale, nonché le udienze della Commissione tributaria della provincia di Treviso sono sospese da domani fino al 14 di marzo. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa secondo quanto disposto dal codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati. Ed ora parliamo di scuola. Tra gli istituti che si sono organizzati per proseguire l'attività didattica nonostante la chiusura c'è anche il Duca degli Abruzzi, dove le lezioni da ieri proseguono online. Guardate. Buongiorno ragazzi, allora proseguiamo con l'appello. Piano B, corsi online, seconda settimana di chiusura per la scuola ai tempi del coronavirus. Le aule sono off limits per gli studenti, ma le lezioni in diversi istituti trevigiani continuano da casa in modalità telematica. Ok ragazzi, ho bisogno che mi diciate in questo momento se tutti vedete già il PowerPoint. Perfetto, ok, bene, partiamo. Al liceo Duca degli Abruzzi di Treviso il piano per l'istruzione digitale era già avviato da tempo. Quello che è successo in questo momento col coronavirus, ha trovato una scuola pronta a continuare, perché aveva già gli strumenti che possono essere le varie piattaforme, ad operare per evitare di perdere il contatto e il rapporto con i nostri ragazzi. La novità è stata sicuramente la possibilità di fornire un servizio di video lezione. E così anche stamattina gli studenti hanno potuto proseguire la normale attività didattica attraverso il PC, proprio come se fossero in classe, interagendo con l'insegnante via chat. Come procede? Tutto a posto? Intanto ci sono domande? Vedo che non mi interrompete. Tutto liscio? Bene? Benissimo, sono contenta. Lo specifico, quello della natività, mi raccomando, e della resurrezione. Devo dire che i ragazzi stanno partecipando anche con gioia, con grande interesse. Se devono interagire facendo le domande, ogni tanto sono io che le faccio, se ci sono domande da fare, hanno un sistema di messaggistica immediata, io riesco a controllare se qualcuno abbandona, qualcuno esce, li vedo, e a me i ragazzi sono forniti anche di webcam nel computer, ma non è mai successo sinceramente. La lezione continua, agli studenti vengono affidati compiti da svolgere a casa, poi ci saranno le verifiche. Anche questo è il Veneto, che nonostante tutto non si ferma. Qualcuno mi scrive qualcosa? Ma le lezioni online non potranno essere uguali per tutti, allora nel prossimo servizio scopriamo perché. Il decreto dice fate formazione a distanza, è un buon auspicio per carità, però la situazione è molto variegata, ci sono scuole, specie le superiori, che hanno mezzi, connessione a banda larga, piattaforme che usano da tempo, Moodle o WebEx professionali. Ce ne sono, specie nel primo ciclo, in cui i colleghi, adesso semplifico, quasi non hanno i soldi per la carta da fotocopie. La scuola diventa online in questi giorni di chiusura forzata, ma il livello di alfabetizzazione digitale delle strutture divide gli studenti. Chi ha fatto fatica a stare al passo con i tempi, strutture ma anche insegnanti, sta comunicando attraverso il registro elettronico, in cui si possono assegnare e ricevere compiti in tempo reale, una possibilità che comunque solo pochi anni fa sarebbe stata impensabile. Ma è sui certificati medici che potrebbe nascere un'ulteriore disparità tra le scuole con l'emergenza coronavirus. Per questo serve un'ulteriore precisazione. Siamo obbligati a tenere fuori di scuola i ragazzi che non avessero il certificato medico per oltre 5 giorni di assenza.
L'assenza che c'è stata per causa di forza maggiore, quindi dal 24, lunedì 24, fino al prossimo sabato 7, non necessita di giustificazione. Sul tema per ora regna ancora il caos. La Federazione Italiana dei Pediatri ha fatto sapere che in molte regioni, così in Veneto, la certificazione di riammissione è stata abolita, ma l'emergenza sanitaria ha ribaltato le carte introducendo nuovamente l'obbligo. In deroga a tutto, chi ha 5 giorni di assenza deve avere il certificato medico. Allora, soprattutto alle famiglie, nell'ipotesi che lunedì 9 rientriamo e che vostro figlio fosse assente per il Veneto il sabato 22, ultimo giorno di lezione, o venerdì e sabato prima della sospensione, procuratevi un normale certificato del medico di famiglia. La Federazione intanto ha lanciato un appello al Ministero affinché sia emanata una circolare che uniformi le procedure su tutto il territorio nazionale. Ed ora i provvedimenti presi oggi dalla Giunta Cassugana per dare uno sostegno alle imprese colpite dagli effetti del coronavirus. Rimborseremo le 2 settimane di asili nido che purtroppo sono state perse per quanto riguarda le famiglie, sospensione della tassa di soggiorno fino a giugno e i musei gratuiti fino all'8 marzo. 3 provvedimenti già attivi per dare una prima risposta alle conseguenze economiche che il coronavirus ha provocato nei nostri territori. A deciderlo nella mattinata di martedì la Giunta di Cassugana, come sostegno alle famiglie ma soprattutto agli operatori turistici, letteralmente in ginocchio dopo le disdette per i timori di contagio. È un segnale di positività che vogliamo dare non soltanto ai nostri cittadini ma anche a tutto il mondo che adesso ci sta guardando. Sindaco che sta cercando in ogni modo di riattivare la macchina turistica, cresciuta in pochi anni ed ora precipitata nelle presenze. Gli effetti del coronavirus, abbiamo finito l'anno con più 8% di turismo, di permanenza in città rispetto a un più 20% addirittura dell'anno precedente, quindi una continua crescita anche molto importante. E adesso questa frenata francamente non ci voleva. Per questo tra le azioni promosse dal Comune una riguarda gli eventi cancellati in queste settimane. Non voglio che venga annullato nessun evento, c'è un problema temporale che tra poco finirà, quindi gli eventi devono essere spostati, recuperati, ma devono dare continuità. Ogni evento è un'opportunità di crescita, un'opportunità turistica e un'opportunità per comunicare le bellezze della nostra città. Un sindaco visibilmente preoccupato che nel ruolo di presidente dell'Anci Veneto a breve contatterà direttamente il Presidente del Consiglio. Chiederemo che venga sospesa la TOSAP, quindi la tassa dell'occupazione pubblica per l'anno 2020, chiederemo la sospensione della tassa di soggiorno e soprattutto chiederemo di uniformare le iniziative rivolte oggi alle zone rosse a tutto il Veneto. E proprio in tema di rinvii vi diamo conto, approfondiamo una notizia che vi abbiamo già dato nel corso della nostra edizione veneta dei notiziari, ovvero del rinvio del Vinitaly previsto per aprile spostato a partire dalle 14 di giugno. Mancava il comunicato ufficiale di Verona Fiere, è arrivato in questo momento, vi leggo l'ANSA, c'è proprio la dichiarazione del Presidente che dice il rinvio di queste 3 fiere, tra le quali appunto il Vinitaly, è un atto di prudenza che segue norme internazionali. La scadenza di giugno è un segno di confidenza del sistema produttivo che il nostro Paese, che è iniziato fra i primi a fronteggiare e isolare l'emergenza, sarà tra i primi a riprendere nel normale corso delle attività commerciali. E contro il contagio, l'avete sentito, provvedimenti drastici fino alla mezzanotte di domenica anche nelle parrocchie. Viviamo questa situazione con dolore, le dichiarazioni del Vescovo ai nostri microfoni. Molto dolore, perché è impegnativo chiedere al popolo di non partecipare alle messe, di non trovarsi insieme per la celebrazione dei sacramenti, però è quello che al momento serve per il bene di tutti, per la salute. Decisioni gravi e dolorose, definiscono i vescovi del Veneto le disposizioni prolungate al momento fino all'8 marzo che sospendono la celebrazione delle messe, compresi i sacramenti come battesimi, comunioni e cresime. È una situazione che ci addolora me come vescovo. Ci siamo incontrati a lungo con i vescovi, con i vicari delle diocesi del Veneto per capire cosa fare, ma ci sono delle indicazioni molto chiare. Ci viene chiesto di partecipare alla cura per il bene comune, per la salute
Gli assembramenti, ci dicono gli esperti e le autorità, vanno evitati per evitare la diffusione del contagio, e questa è la scelta che abbiamo fatto responsabilmente in collaborazione con le autorità. Non sono state scelte facili quelle comunicate nelle scorse ore dai vescovi, basti pensare a un provvedimento come la sospensione dei funerali. Non lo facciamo volentieri, non è a cuor leggero, ma è una responsabilità che riteniamo giusta. Sospesi il catechismo, la benedizione delle case, sagre e feste parrocchiali, quanto a comunioni e cresime, verranno recuperate appena la fase critica sarà passata. Noi adesso abbiamo dato le indicazioni perché le abbiamo ricevute fino a domenica prossima. Successivamente vedremo cosa le autorità penseranno giusto indicare per il bene di tutti e vedremo di scalare. Questo è un momento particolare, è un momento in cui dobbiamo prendere le cose come vengono, un po' alla volta. Appena sapremo quando potremo ritrovarci, rivedremo i calendari, ritroveremo le disponibilità e faremo in modo che la vita della nostra comunità possa svolgersi nel modo più normale e gioioso possibile. Ora la situazione del mercato settimanale di Treviso, dopo quella sorta di normalità che vi abbiamo raccontato sabato scorso, questa mattina la situazione era decisamente diversa. È tornato a svuotarsi il mercato settimanale di Treviso. Se sabato l'ottimismo di un possibile ritorno alla normalità aveva portato molta gente tra le bancarelle lungo le mura in Piazza del Grano, il rinnovarsi dei provvedimenti anticontagio ha probabilmente contribuito a svuotare, come si vede, non solo di clienti ma anche di molte bancarelle il mercato del martedì. Buongiorno. Buongiorno. Poca gente al mercato oggi. Sì. Cos'è l'effetto coronavirus? Ma un po' qua, un po' là, insomma, una bella pubblicità non si fa. Poca gente al mercato oggi. Purtroppo. Effetto coronavirus? Preferisco non fare commenti. Anche io non vorrei più di parlare. No, guarda, proprio voglio solo andare a casa. Come sta andando oggi? Male, c'è poca gente. Poi c'è chi dà un'altra spiegazione. Per quelli dell'abbigliamento questo è il mese più difficile, gennaio, febbraio, marzo preferiscono andare in ferie e hanno ragione. Adesso gli ambulanti non hanno problemi dei soldi, va tutti in ferie, tutti a Giamaica, dove sei? Colpisce la presenza a macchia di leopardo delle bancarelle superstiti, quasi ad applicare le distanze di sicurezza anche alle merci, mentre è stato francamente difficile trovare qualcuno per sdrammatizzare una situazione decisamente grigia. Voi siete venuti al mercato nonostante le limitazioni? Sì, guardi, non abbiamo paura di niente. Niente. Siamo vecchi ma non abbiamo paura. Però tenete la distanza di sicurezza di un metro? No, guarda, sinceramente no. Neanche non ho mai pensato. No. Siamo fatalisti, se capita, capita e se no pazienza. Pace e bene. Ce lo teniamo. Ma come sempre alla fine c'è sempre qualcuno che cerca magari con un sorriso di risolvere a modo suo il problema. Si inventa di tutto pur di vendere. Infatti dobbiamo adattare alla situazione. Se c'è un virus allora dobbiamo adattare alla situazione e vendiamo abbigliamento tutto vaccinato antivirus, anticoronavirus. Noi ci vediamo tra pochi secondi, di nuovo torneremo in centro a Treviso. Eccoci di nuovo insieme con l'informazione, dicevo, torniamo in centro a Treviso, accessi nelle zone ZTL ma anche sostegno all'attività, bar e ristoranti messi alla prova dall'emergenza del virus sono i temi affrontati al tavolo Urbe.com tra comune e categorie a Palazzo Rinaldi. Un'iniezione di adrenalina per bar e negozi che soffrono il difficile periodo dell'emergenza coronavirus. Così il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi definisce eventi e iniziative che il comune ha allo studio e di cui si è accennato nel tavolo Urbe.com con le categorie che si è svolto a Palazzo Rinaldi. Stiamo pensando innanzitutto di recuperare alcuni degli elementi che si sono persi per questa contingenza, la sfilata dei carri mascherati. Quindi vorremmo immaginare 3 weekend successivi tra aprile e maggio che possano coincidere anche con delle notti bianche, con alcune agevolazioni relative a questi 3 eventi, perché ci possa essere da subito una risposta immediata legata al fatto che la città viva, che la città abbia voglia di tornare
alla normalità e questo lo faccia fin da subito. Al vaglio anche sconti sui tributi comunali ed eventuali contributi, ma il tavolo era convocato innanzitutto per discutere degli accessi in ZTL di fornitori e corrieri, che il Comune vuole rivedere non senza suscitare polemiche. Le categorie, dice De Checchi, hanno capito. Il principio è stato da tutti assolutamente condiviso, adesso raccoglieremo per iscritto alcune osservazioni sulle fasce orarie, quindi manterremo il principio del riordino lavorando sull'estensione con buona possibilità delle fasce orarie per l'accesso. Tendenzialmente si va verso un'estensione dell'orario mattutino più verso la metà mattina e un orario esteso verso il primo pomeriggio. Devo dire che fretta particolare in questo momento non ce n'è, anche ahimè per motivazioni di natura contingente. Fin qui l'accesso dei vettori, che potrebbe essere nuovamente regolamentato entro l'estate, ma il ragionamento vale per gli accessi in generale alle zone a traffico limitato, a cominciare dal Calmaggiore. Certamente cominceremo a intervenire nella misura in cui i permessi che andranno a scadere verranno rinnovati con la verifica di dove è la necessità vera. L'implementazione del sistema informatico avrà bisogno di un po' più di tempo. Adesso siamo alla pagina della cronaca con il caso di un 22enne a cui la polizia municipale ha elevato una multa di 6.000 euro. Il furgone non era assicurato e il conducente non aveva mai conseguito la patente. Ha inanellato una pesante serie di infrazioni un giovane pakistano di 22 anni fermato nei giorni scorsi dalla polizia locale Postumea Romana a Breda di Piave. Il ragazzo, residente in provincia di Venezia, stava guidando il furgone come se niente fosse. Gli agenti hanno verificato che il mezzo non era assicurato, ma la sorpresa maggiore l'hanno avuta quando hanno chiesto al 22enne la patente. Il giovane non è stato in grado di fornirla e lì per lì i vigili hanno pensato che l'avesse scordata a casa e invece non l'aveva mai conseguita. Risultato: furgone sequestrato e multe per quasi 6.000 euro. Una banda di malviventi, tutti rumeni, ha tentato l'ennesimo colpo in una villa. Il proprietario, insospettito dai rumori, ha chiamato la polizia. Vedendo appunto alcuni movimenti, il ladro è stato arrestato, denunciati i suoi complici. I poliziotti del commissariato di Conegliano hanno arrestato il componente di una banda di ladri specializzata in furti d'abitazione. La banda di topi d'appartamento si era introdotta all'interno di una villa disabitata a San Fior, in via Barozzi. Il colpo è fallito grazie all'intervento della polizia mobilitata dalla segnalazione del proprietario della villa, che verso la mezzanotte aveva sentito rumori e notato alcuni movimenti sospetti. Il tempestivo allarme ha permesso agli agenti in pattuglia di arrestare quello che è considerato il capo del gruppo mentre cercava di scappare. Le manette si sono strette ai polsi di un romeno di 37 anni residente a Godega di Sant'Urbano con numerosi precedenti penali alle spalle. L'uomo, secondo gli inquirenti, che svolgeva l'attività di giardiniere, potrebbe aver messo a segno con i suoi complici numerosi assalti in Sinistra Piave. Coordinati dalla Procura siamo riusciti a fare questa attività che avrà degli sviluppi successivi e che comunque ha permesso di arrestare un malvivente e di denunciarne altri 3. Denunciati gli altri 3 componenti della banda, anche loro romeni e residenti a Godega di Sant'Urbano, senza nessun precedente penale alle spalle. Il terzetto, anche se aveva fatto in tempo a fuggire all'arrivo delle volanti, era stato bloccato e identificato alcune ore dopo, quando avevano deciso di recuperare l'auto in cui erano giunti in zona, una Ford Galaxy, intestata a uno di loro, senza pensare di incappare nella volante che li stava aspettando. Abbiamo questa autovettura che è stata appunto trovata sul luogo dei furti e che sicuramente è stata utilizzata dal gruppo per commettere atti delittuosi. Se qualcuno l'ha vista, si ricorda di altre situazioni che magari non sono state segnalate, insomma chiamasse il 113 o il 112 per segnalarlo. Gli investigatori sospettano che la stessa banda abbia commesso altri furti in zona, tra cui quello avvenuto all'interno di un'abitazione poco distante alla villa, da cui erano spariti oltre 1.200 euro, denaro contenuto in una cassaforte mobile ed ora recuperato assieme ad un anello, un orologio e a $700. Ora la cronaca ci porta a Resana, dove questa notte un boato ha svegliato i residenti di via Donatore del Sangue. I malviventi, poco dopo l'1, utilizzando materiale esplodente, hanno fatto deflagrare lo sportello Postamat presso il locale ufficio postale. Il sistema d'allarme, che si è subito attivato, ha fatto desistere i malviventi, che sono fuggiti senza prendere nulla. I danni
sono relativi unicamente allo sportello distrutto dall'esplosione. Sul posto per le indagini i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto. Siamo adesso alle notizie che arrivano da Belluno. Eccoci qui, dopo 6 mesi di tira e molla il Comune di Belluno rinuncia definitivamente alla realizzazione di una NewCo per la gestione degli impianti del Nevegal, per la quale era stata affidata una consulenza sulla eventuale fattibilità, e accoglie la proposta che l'assessore regionale al turismo Federico Canera aveva messo sul tavolo lo scorso settembre a Belluno per poter accedere a modalità concrete di finanziamento. Il sindaco Massaro ha dato la disponibilità del Comune ad acquisire la proprietà degli impianti. Il passaggio di proprietà sarà subordinato all'individuazione di un gestore privato tramite gara pubblica. I vertici di Alpe e del Nevegal, come era noto, si sono dichiarati disponibili fin da subito alla cessione degli impianti. Della partita farà parte anche la provincia di Belluno. Il presidente Padrin ha annunciato che si confronterà presto con il nuovo Consiglio provinciale per studiare le prossime mosse che potranno essere messe in campo. Ed ora non potevamo non toccare il meteo parlando di bellunese, pioggia nelle valli e neve abbondante oltre i 1000 metri di quota. Sono tanti i disagi per l'ondata di maltempo che ha investito la provincia nelle ultime 48 ore. Per la troppa neve chiusi gli impianti di risalita a Cortina. Dovrebbe esaurirsi in serata l'ondata di maltempo che da ieri sta interessando la montagna bellunese, che sta causando innumerevoli disagi. Copiose nevicate stanno interessando le zone montane, oltre 1000 metri di quota. Si tratta di neve pesante che ha abbattuto rami e piante finite sulle strade. Lunedì sera i problemi maggiori hanno interessato indistintamente il Cadore, il Comelico e l'Agordino, dove numerosi mezzi pesanti sprovvisti di catene, non riuscendo più a procedere, hanno provocato enormi rallentamenti al traffico. È così che il comando della Polstrada di Belluno ha disposto pattuglie di filtraggio dei veicoli sulla 51 di Alemagna Pieve di Cadore, sulla 52 Carnica verso Monte Croce Comelico e sulla 203 Agordina Cencenighe. I vigili del fuoco sono stati impegnati per il recupero dei tir in difficoltà. Problemi alla circolazione con lunghi incolonnamenti sono stati segnalati dal tardo pomeriggio di lunedì per mezzi pesanti di traverso fra Valle di Cadore e Vallesina. Tutti i passi dolomitici sono chiusi per neve. Nel pomeriggio è stata riaperta la 49 Misurina Carbonin, chiusa in mattinata per consentire le operazioni di pulizia e i mezzi sgombraneve. Il maltempo ha provocato alcuni blackout a Borca di Cadore e a San Vito, che Enel ha risolto in mattinata. Le condizioni meteo avverse hanno costretto i gestori degli impianti di risalita dell'area di Cortina a fermare l'attività in attesa di un miglioramento. Sono perciò chiuse le stazioni dei Monti Faloli a Cristallo e della Gazzuoi. Gli impianti funzionanti di Tofana e Pocol da ieri hanno limitato il numero massimo di passeggeri nelle cabine per rispettare le distanze minime fra gli occupanti stabilite dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da coronavirus. Ma il maltempo ha messo in allerta la protezione civile, che alle quote più basse sta monitorando i versanti in frana. A Belluno si è rimesso in moto lo smottamento di via Miari e quella porzione di Provinciale è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione del materiale che ha occupato la carreggiata. Il tratto di strada in questione, ai piedi del centro storico della città, era stato riaperto da poche settimane dopo l'importante smottamento dello scorso novembre. Questa volta però i tempi si prevedono più celeri. La fase più intensa del maltempo si prevede in esaurimento dalla serata. In seguito i fenomeni si faranno più discontinui e irregolari. Allora, dopo di noi torna l'approfondimento di 20 e 10. Questa sera avremo ospite l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Non ci sono nuovi aggiornamenti neanche in ansia, dunque questa edizione termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio e nella giornata di mercoledì 4 marzo il tempo tornerà ad essere più stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con qualche residua ed occasionale pioggia. Andrà meglio invece a partire dal pomeriggio con fenomeni in cessazione e sole via via prevalente. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 13 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo qualche piovasco a inizio giornata, poi tempo più asciutto e maggiormente soleggiato. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece vedete sui 12 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime fino a 11-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.